Bentrovati con una nuova edizione del telegiornale di Meridiano di Tele4. Iniziamo con la cronaca sindacale. Assemblea dei lavoratori questa mattina allo stabilimento Startech nella zona industriale di Trieste per fare il punto su il futuro di azienda e lavoratori. Perché oggi Ancora troppa incertezza sul futuro di Startech. È il quadro emerso nell'assemblea di lavoratori in cui i sindacati e le maestranze dell'azienda, che opera nell'ambito delle tecnologie avanzate, si sono confrontati sulla possibilità di ingresso a breve di nuovi partner in azienda e conseguentemente sul futuro piano industriale. L'assemblea, ha fotografato una situazione di forte preoccupazione, anche perché le novità emerse nel confronto al Ministero qualche giorno fa non sono sufficienti a farci dire che oggi la situazione sia stata messa in sicurezza. È venuto fuori di fatto un cliente, un possibile socio di nuovo ingresso che potrebbe entrare entro la fine del mese corrente con un'iniezione di liquidità pari a 2-3 milioni di euro che, se da un lato metterebbe una pezza momentanea, dall'altro per completare questo piano industriale ci vogliono ancora, per dichiarazione dell'amministratore unico, circa 45 milioni di euro. È evidente che il quadro è ancora incerto. Dal punto di vista degli stipendi, confermate le rassicurazioni sui pagamenti entro le normali scadenze da parte della dirigenza. Allo stesso tempo però a fine giugno scade il contratto di solidarietà. In questo senso il fronte sindacale ha chiesto certezze sull'ingresso dei nuovi soci prima di avvallare l'accordo. Si parla del fondo american-libanese Multilane, ma anche della società di private equity Stellex Capital, anche questa americana. La prossima tappa è proprio quello che abbiamo incalzato insieme al Ministero, il fatto che ci sia concretezza sull'ingresso quantomeno di questo primo nuovo socio per poter cominciare a discutere in maniera serena della proroga del contratto di solidarietà, che è indispensabile per cercare di garantire a livello salariale i lavoratori. Apriamo la pagina politica. Angelo Lippi, referente del Comitato di Trieste di Futuro Nazionale, ha commentato oggi ai nostri microfoni le affermazioni del generale Vannacci, leader del movimento, sul tema del femminicidio, che hanno innescato una bufera politica a livello nazionale. Bernardo Gulotta. Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Hanno fatto discutere le parole espresse dal generale Roberto Vannacci dal palco dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, quando ha trattato il termine femminicidio, affermando che questo termine non esiste, poiché un reato non è da considerare più o meno grave in base al sesso, colore della pelle o religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Vannacci ne aveva parlato durante una conferenza pre-congresso, dichiarazioni che sono rimbalzate a mezzo stampa con tanto di polverone politico, per così dire inevitabile. A fargli eco anche il referente del Comitato di Trieste, Angelo Lippi, che sia sul piano personale che partitico si ritrova nelle parole del generale, principalmente sotto un profilo giuridico. Colgo l'occasione per esprimere la mia opinione sul reato di femminicidio, che è mia, strettamente personale, non è ufficiale del partito ovviamente, e spero anche di non suscitare le ire di alcune donne, le quali va sempre, ricordiamoci, il massimo rispetto e la solidarietà fattiva, perché i soprusi di violenze sono sempre maggiori e nel tempo hanno dovuto subire appunto queste violenze spesso taciute. E detto questo, però, io affermo che non sono d'accordo sul reato di femminicidio, come si è espresso anche d'altronde il generale, perché secondo me non deve aggravare la condanna di un assassino o un'assassina, perché tutto ciò è già regolamentato. Io non sono un giurista, ma ci vuole poco per documentarsi dagli articoli del Codice Civile, 575, 572, il 612 bis, che già puniscono con pene che possono arrivare all'ergastolo in presenza di aggravanti come maltrattamenti o stalking. Queste norme di fatto, ecco che mi rifaccio appunto già Vannacci, coprono già i casi in cui una donna è uccisa in quanto tale, in quanto donna, e non c'è, a mio avviso, la necessità di un reato autonomo e di un'aggravante specifica che introduca distinzioni basate sul sesso della vittima. Poi aggiungo anche che ciò, sembra di capire, sia anche potenzialmente un principio di disuguaglianza e sia tendenzialmente anche incostituzionale. Parliamo di viabilità. La chiusura del tratto basso di via Commerciale a Trieste per lavori a Cegas comporterà da domani, martedì 16 giugno, modifiche ai percorsi delle linee dell'autobus 28, 30 e 64.
Da domani, martedì 16 giugno, a partire dalle 9 fino al termine dei lavori a Cegas, APS e Amga, la chiusura del traffico del tratto di via Commerciale tra Piazza Casali e via Sant'Anastasio comporterà modifiche al servizio di trasporto pubblico locale. Le variazioni interesseranno le linee 28 e 64, oltre alla linea 30, limitatamente alle corse serali dopo le 22 e a quelle festive. Gli autobus saranno deviati lungo percorsi alternativi. In direzione via Giaggioli, i mezzi attraverseranno via Ghega, Piazza della Libertà, via Sant'Anastasio, per poi salire in via Commerciale. In direzione centro città, il percorso obbliga il transito in via Pauliana, via Udine e via Rittmeier, a seconda della linea e della direzione di marcia. Contestualmente saranno attivate alcune fermate provvisorie. Le linee 64 e 30 dirette verso Picina e via dei Giaggioli effettueranno una nuova fermata in via Filzi 17, mentre sarà temporaneamente soppressa quella di via Filzi 23. Prevista inoltre una fermata in Piazza della Libertà all'altezza del Civico 3 e una aggiuntiva in via Pauliana 12 per le corse dirette verso il centro città. I dettagli delle deviazioni e gli orari aggiornati sono consultabili sul sito di Trieste Trasporti e sul travel planner di TPL FVG. Benissimo, proseguiamo proprio con la questione viabilistica, ma collegandoci con la sala operativa della Polizia Locale, con Fulvio De Grassi, commissario della Polizia Locale. Buongiorno e ben trovato. Sì, salve Stabile, un saluto a tutti i cittadini in ascolto. Ma diciamo che mi rubate un po' il lavoro perché per quanto riguarda la via commerciale non ho, a questo punto mi sembra più niente di particolare da dire. Attenzione più che altro ai divieti che già oggi sono stati tante rimozioni per altri lavori, perciò chi abita in zona di Piazza Casali e commerciale limitrofe, attenzione ai divieti in zona per evitare problemi pecuniari ovviamente a livello di sanzioni e anche per il servizio da dare alle deviazioni dovute per questi scavi del sottosuolo. Dovrebbero durare, non so se avete già detto, da domani fino all'11 settembre, perciò è una cosa abbastanza lunga, speriamo comunque che finiscano prima. Per quanto riguarda il resto, la viabilità è tranquilla almeno al momento, niente di nessun ingorgo particolare da segnalare. Fortunatamente al momento non abbiamo rilevato nessun incidente stradale, come ho già detto, ripeto, molte rimozioni per ordinanza lavori, comunque molte telefonate giunte a questa sala operativa appunto per questi motivi qua. Quanto riguarda il resto, ci sono stati dei lavori semaforici questa mattina in Carducci Battisti con una pattuglia nostra di viabilità, anche il pomeriggio è previsto in Piazza Goldoni, Corso Italia, Mazzini e Saba, anche qui pattuglie nostre, 3 addirittura, dalle 13:17 probabilmente ci sarà spegnimento degli impianti semaforici, perciò attenzione, ripeto, in Piazza Goldoni. La Galleria Carso è stata richiusa fino al 18 giugno in direzione Trieste, perciò sono in atto le deviazioni solite per chi proviene dall'altipiano. Ripeto, al momento non abbiamo particolari interventi in atto, il traffico continua a essere tranquillo, quindi a questo punto vi restituirei la linea. Benissimo, grazie ancora al commissario De Grassi. Proseguiamo. L'ospedale maggiore di Trieste fra i 140 nosocomi italiani che hanno aderito all'Open Day del 15 giugno, cioè oggi, sull'emicrania con visite diagnostiche gratuite. Una giornata dedicata all'emicrania con servizi clinico-diagnostici gratuiti e informativi. Il 15 giugno anche l'ospedale maggiore di Trieste, come altri 139 in tutta Italia, ha aderito all'Open Day dedicato a questa patologia ancora poco conosciuta e sottovalutata. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per favorire un accesso tempestivo ed efficace ai percorsi di diagnosi e cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti. L'emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. La malattia interessa il 14% della popolazione mondiale. In Italia si stima siano 6 milioni le persone affette da emicrania, il 70% sono donne. Per la prima volta abbiamo un tecnico specializzato dell'INPS che direttamente
attualmente nei nostri ambulatori fornisce delle informazioni sulla parte legislativa che sono correlate all'invalidità nei pazienti con emicrania cronica. È un evento che serve per sensibilizzare la popolazione generale a capire quanto importante è la presa in carico del paziente con emicrania cronica in tempi rapidi. Oggi questo è possibile perché abbiamo un ambulatorio dedicato che si chiama Ambulatorio Cefalea Cronica, che è stato aperto recentemente da pochi mesi in clinica neurologica. I trattamenti sono due, sono trattamenti farmacologici e non farmacologici, entrambi sono efficaci. Il trattamento per emicrania è un trattamento che deve essere come un vestito, deve essere cucito intorno al paziente in relazione alle esigenze del paziente e in relazione a quello che per quel paziente va meglio, quindi spessissimo noi combiniamo il trattamento farmacologico con il non farmacologico ed entrambi naturalmente hanno un effetto combinato e sinergico. Le persone interessate hanno potuto prenotarsi e accedere alla visita gratuita grazie al supporto di Asugi, della clinica neurologica e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste. Allora, siamo a un doppio conto alla rovescia fra 1000 incognite per l'iscrizione al campionato di Serie A1 della Pallacanestro Trieste e di Serie D per quanto riguarda la Triestina. Un paletto che ad ogni modo avrà l'effetto di chiarire la vera situazione societaria, il futuro del prossimo campionato, ma forse anche di più. Iscrizioni al campionato di A1 di pallacanestro e di Serie D di calcio. 2 scadenze fissate per il 26 giugno e il 10 di luglio, 2 termini ultimi che chiariranno in tutto o in parte lo scenario sportivo delle 2 società. Nel caso della Pallaspicchi tutto dipenderà dalla decisione finale di Paul Matiasic. Se dovesse decidere di cedere a Gianluca Mauro o all'altra cordata che rimane silente, i passi necessari al passaggio di proprietà dovrebbero essere formalizzati a brevissimo. In alternativa, o l'avvocato di San Francisco deciderà di rimanere alla guida del club triestino per un anno ancora, altrimenti si sposterà a Roma con il titolo sportivo. Un primo passo in questo senso potrebbe essere quello di iscrivere la società con il Palaeur di Roma come campo di riferimento, mettendo così la FIP di fronte al fatto compiuto relativo all'indisponibilità del Palarubini dopo non aver partecipato al bando. L'alternativa del passaggio a Roma, lasciandola 1 a Trieste, sarebbe quella di un fantomatico titolo di massima serie già acquisito, cosa al momento vicina alla fantascienza. Sul fronte calcistico invece c'è più tempo, ma anche qui gli inghippi non mancano. Ci sono ancora 6 milioni di euro da saldare e gli occhi della procura puntati sulla gestione. C'è l'indagine per riciclaggio orientata soprattutto all'estero che non si concluderà prima di diversi mesi, ma c'è pure la questione delle bozze di fideiussione non idonee per saldare il debito con il comune per Rocco e utenze. Dunque la necessità di attivare un nuovo conto bancario visto il blocco di quello della società e saldare gli stipendi dei tesserati in tempo per l'iscrizione. Infine, l'indicazione del campo di gioco all'atto della formalizzazione della partecipazione alla Serie D. Considerando l'attuale impasse sullo stadio Rocco, è molto probabile che come primo campo ne venga indicato un altro, si parla di Monfalcone o Gradisca, iscrivendo lo stadio dedicato al Paron come seconda opzione, per poi risolvere l'impasse con il comune di Trieste nei mesi successivi. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco con le altre notizie e servizi. Seconda parte del nostro notiziario. Ancora una volta la presenza di un defibrillatore a poca distanza dal luogo di un arresto cardiaco ha salvato la vita di una persona. Quella caduta il 23 maggio scorso è stata una vera e propria catena di sopravvivenza. Umberto Bosazzi. È una storia a lieto fine quella raccontata oggi dal soccorso alpino. Protagonista Roberto Contento. Era da poco passato il mezzogiorno di sabato 23 maggio quando, rientrando da un giro in bicicletta, Contento è colpito da un infarto. Siamo a Padriciano. Il primo ad intervenire è stato Marco Zagar, che transitava dietro di lui a bordo della propria automobile. Mi sono fermato con la macchina e gli ho staccato i piedi dalle pedivelle e ho constatato abbastanza presto che potesse avere un arresto cardiaco in quanto c'era assenza di respiro, mancanza di battito, e ho cominciato la rianimazione polmonare. Poi si sono fermate alcune macchine,
a cui ho chiesto di chiedere soccorso. E proprio la richiesta di soccorso inviata al 118 ha attivato l'app DAE FVG in dotazione al soccorso alpino, che dalla sede poco distante dal luogo dell'incidente a Padriciano è intervenuto utilizzando un nuovo mezzo a disposizione ed operando con il defibrillatore, di fatto salvando la vita a Roberto. La fortuna ha voluto che erano presenti in sede questo del servizio alpino e che sono usciti fuori con il defibrillatore. Mi hanno detto che hanno fatto in 3, si facevano il cambio per fare la manovra, che era difficile, e mi hanno dato 3 scariche con il defibrillatore. E infatti quando ho rivenuto sono rimasti veramente sorpresi e contenti anche, no, La vicenda, che dunque ha coinvolto in una vera e propria catena di sopravvivenza cittadini, 118 vigili del fuoco e soccorso alpino, merita di essere raccontata per far capire una volta di più un dato semplice ma che fa davvero la differenza. Questa persona è riuscita a recuperare completamente a livello neurologico e oggi è qui con noi. Il messaggio che deve passare è che anche il cittadino che è testimone dell'arresto cardiaco può fare la differenza con delle manovre molto semplici e con l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Giova infine ricordare che per poter utilizzare un defibrillatore non è necessario essere un medico. Normali cittadini che abbiano fatto il corso BLS, BLSD, per cui nel caso ci sia necessità di utilizzare il defibrillatore sa che in certe zone, grazie a delle app, può riuscire a prendere il defibrillatore e continuare il massaggio e defibrillare. Fondamentale, perché noi siamo riusciti, avendo il problema a 50 metri dal cancello, a fare la defibrillazione entro 5-6 minuti. Allora, le scuole hanno appena chiuso i battenti, ma c'è un problema che si ripresenterà alla riapertura a settembre, quello delle classi in sovranumero. Il Comune di Trieste sta studiando dei correttivi per una serie di istituti. Umberto Bosazzi. I problemi con cui il mondo della scuola ha a che fare non sono affatto pochi. Fra i tanti, quello che si pone soprattutto a livello organizzativo riguarda il progressivo venir meno del concetto di scuola di appartenenza, fra l'altro per ragioni comprensibili legate al mutamento sociale del paese. Perché tutti siano in grado di erogare un servizio che è quello che noi tutti assieme dobbiamo alla cittadinanza, è chiaro che una sinergia è indispensabile, e che però deve tener conto dell'autonomia dei singoli enti. L'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio ha pensato ad un correttivo che coinvolge gli istituti comprensivi, l'ufficio scolastico regionale e altre realtà. Io sono ottimista in questo, credo che messi assieme e condividendo un obiettivo, ecco, si arrivi poi alla soluzione dei problemi. C'è però un caso limite che l'assessore racconta e coinvolge 2 fra le più importanti scuole medie triestine. Sta succedendo ed è uno dei motivi per cui abbiamo ritenuto opportuno cercare ragionamenti condivisi e collettivi in sinergia. È successo in quella che è la scuola media, no? Adesso secondaria di primo grado, per cui scuola che vive un calo di iscritti e che però fornisce l'aula alla scuola che in qualche modo sembra aver recepito quel calo di iscritti. Al di là della questione logistica, non da poco ben inteso, restano le ragioni collegate alla scelta da parte delle famiglie di orientarsi su una scuola piuttosto che su un'altra. Vi sono considerazioni non banali né di comodità, come pare stia avvenendo in questo caso. Allora, l'Associazione Esposti Amianto di Trieste, che da anni segue lavoratori, familiari e cittadini malati o a rischio a causa della pericolosità della sostanza, è stata insignita del sigillo del Consiglio regionale. Il mio sogno qual è? È da arrivare alla fine della mia vita, poter dire di non avere più nessun malato nella mia associazione e neanche un esposto all'amianto, perché abbiamo ucciso questa killer finalmente. Questo è il mio sogno.
È l'auspicio di Santina Pasutto, presidente dell'Associazione Esposti Amianto di Trieste, realtà che da anni segue i lavoratori e familiari sul fronte dell'assistenza, dell'ascolto e della tutela, che ha ricevuto nella giornata mondiale delle vittime dell'amianto il sigillo del Consiglio regionale. L'amianto ha provocato una delle ferite più pesanti nella storia industriale della regione, in particolare nelle aree della cantieristica navale tra Trieste e Monfalcone. Secondo i dati del Registro Nazionale Mesoteliomi, tra il 1995 e il 2025 sono stati censiti 1574 casi di mesotelioma pleurico e 128 di mesotelioma peritoneale. Tante le misure messe in campo dalla Regione negli ultimi anni, dalla mappatura digitale dei siti contaminati ai contributi economici destinati ai cittadini, imprese ed enti impegnati nelle attività di bonifica e smaltimento, ma ora c'è un passo in più verso la ricerca. Questa regione ha deciso di non accontentarsi più di fare una mappatura, di andare a vedere dove sono i siti, di dare contributi per le bonifiche, eccetera, ma abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità. Andiamo anche a finanziare la ricerca per curare la malattia. Cos'è la rigenerazione urbana, concetto alla base della politica urbanistica del Comune? Ce lo spiega Eddy Dalla Betta, dirigente del servizio pianificazione urbana del Comune di Trieste. Sentiamo. Qualche giorno fa il Comune ha tracciato un primo bilancio del progetto Scintille, un contributo regionale per Trieste di poco inferiore ai 2,5 milioni di euro che sarà utilizzato in 2 quartieri periferici, San Giacomo e Valmaura Giarizzole. Indipendentemente da ciò che sarà portato avanti grazie ad esso, Scintille accende un riflettore su un concetto cui assai spesso si accenna. Uno dei contenuti di questo progetto, oltre ai progetti edilizi che stiamo sviluppando, è il programma integrato di rigenerazione urbana. Attenzione però a ritenere che la rigenerazione urbana vada ad esaurirsi in interventi esclusivamente edilizi. Non è solo lavorare sullo spazio fisico, per cui sugli edifici, sullo spazio pubblico, al fine di darne qualità. Il concetto di rigenerazione urbana in realtà porta con sé qualcosa di più, una riconsiderazione generale dello spazio all'interno o paradossalmente anche all'esterno del quale interviene, con ciò comprendendo anche aspetti collegati alla funzione sociale del territorio oggetto del progetto stesso. Ma è soprattutto lavorare anche sulla comunità, perché abbiamo tematiche che sono legate alla marginalità, sono legate a problematiche anche di sicurezza urbana. Allora, parliamo ora di sport perché questa sera si gioca una prova veramente importante per l'Orchetta e per la Pallanuoto Trieste al femminile, ore 20, piscina Bianchi. La Pallanuoto Trieste dovrà sconfiggere la Sisso Roma per arrivare alla bella e sperare nella qualificazione alla finale scudetto. Il prepartita. Crederci fino in fondo. Lunedì 15 giugno, in gara 2 di semifinale scudetto del campionato di Serie A1 femminile, la Pallanuoto Trieste affronterà la SIS Roma. Si gioca alla Bruno Bianchi con inizio alle 20 e ingresso gratuito per il pubblico, diretta streaming sul canale YouTube della squadra. Il pubblico sicuramente sarà un elemento fondamentale, perciò un appello ai tifosi è sicuramente di venire a vedere la partita e lunedì sera vi aspettiamo in tantissimi, cerchiamo di riempire le tribune perché servirà tanto supporto. Sotto per 1-0 nella serie dopo la sconfitta incassata ad Ostia lo scorso 6 giugno, non ha molte alternative la squadra sponsorizzata Summer & Co Shipping. Servono assolutamente la vittoria per forzare la bella e tenere vive le speranze di qualificazione alla finalissima e una prova di alto livello perché l'avversario che si troveranno davanti, le Orchette, ha confermato di possedere davvero tanta qualità. Il loro punto di forza sicuramente è la profondità, portano bene il contropiede, comunque anche da schierate hanno un bel gioco. Noi dobbiamo cercare soprattutto in difesa di essere compatte, abbiamo sempre dimostrato di poter fare bene. In gara 1 la SIS di Marco Capanna aveva messo in mostra tutto il proprio talento offensivo. Sara Centanni e Maxine Schaap, 7 gol in 2, hanno trovato tanto spazio sugli esterni, mentre a Boa la coppia composta da Agnese Cocchiere e Lavinia Papi aveva guadagnato espulsioni e messo pressione alla retroguardia triestina. Tra i pali Olimpia Cesena ha dato sicurezza
sicurezza tutto il reparto, disinnescando spesso le conclusioni a rete alabardate. Saranno loro le osservate speciali della sfida di lunedì sera. Il pubblico sicuramente sarà un elemento fondamentale, perciò un appello ai tifosi è sicuramente di venire a vedere la partita lunedì sera. Vi aspettiamo in tantissimi, cerchiamo di riempire le tribune perché servirà tanto supporto. Bene, allora appuntamento a questa sera alla Piscina Bianchi alle ore 20 per la partita delle Orchette. Io invece vi do appuntamento a questa sera alle 19:30 per il TG serale di Tele4. Restate con noi.